Era il lontano 19 aprile del 1934, quando il chirurgo scozzese Robert Kenneth Wilson rende pubblica una fotografia in bianco e nero, sgranata ma nitida, di quello che sarebbe passato alla storia come il mostro di Loch Ness. Nessie, come viene immediatamente battezzata la creatura, si aggira lenta tra le acque cobalto dell'inquietante lago Ness. Il 16 maggio 2005, una creatura tra un pesce ed un coccodrillo viene ripetutamente avvistata tra le insenature del lago di Neves, in Trentino Alto Adige. Qualche anno dopo, il lago di Falciano sale alle cronache per essere il sito di drammatici avvistamenti di una creatura simile ad un coccodrillo gigantesco, ma col collo sproporzionatamente lungo. E qualche mese più tardi, anche il lago Maggiore può annoverare la sua personale bestia immonda, un rettiliforme, ripugnante corazzato lungo almeno 6 metri. E per ultimo, ma non meno importante, l'avvistamento di un mostro lacustre tra un trilobite ed un coccodrillo nella laguna di Marano Lagunare, in Friuli, Venezia Giulia. Di mostri lacustri la criptozoologia è piena fin dalla notte dei tempi. Dalle tartarughe giganti che distruggevano le palafitte in Congo alle antiche divinità dei laghi nella cultura norreana. In tempi recenti possiamo citare Champ del lago Champlain, Logopogo del lago Okanagan nella Columbia Britannica, il Manipogo e la bestia di Busco. Ma il mostro della laguna di Marano è qualcosa di concettualmente diverso. Noi pensiamo che dietro questa creatura ci sia l'alieno di Mortegliano. Ma non solo, anche il fatto che studi dell'Università di Trieste abbiano trovato valori estremamente alti di torio 232, elemento usato come combustibile per reattori nucleari, all'interno di molte nutrie morte sulle rive del fiume Cormor, ci fa sospettare un complotto alieno, che potrebbe coinvolgere nutrie, coccodrilli e trilobiti in esperimenti genetico-quantistici. San Teodoro di Amasea, antico patrono di Venezia, viene celebrato con una statua sopra una delle 2 colonne di Piazza San Marco, in quella che viene chiamata dai veneziani Eacoeona del Todaro. Teodoro impugna una lunga lancia e Tronfio doma un coccodrillo. Si sa che San Teodoro fosse amico fraterno di un altro santo del III secolo, San Vitale, anch'egli patrono di decine di paesi e città, tra cui Muzzana del Turniano, in provincia di Udine, sulla laguna di Marano. Il campanile della chiesa di Muzzana, dedicata a San Vitale, con il tetto con l'insolita copertura detta a pigna, ricorda palesemente le squame di un coccodrillo. E cosa significa l'incisione ritrovata sempre a Muzzana del Turniano negli anni 60, successivamente ad un restauro su una campana in bronzo del campanile che ritrae una specie di rettile che nuota in un lago con la scritta Leibniz-less? Cosa sapevano San Teodoro e San Vitale del mostro del Cormor? Tracciando una retta immaginaria tra Muzzana del Turniano e Loch Ness, incrociamo il lago di Neves in Trentino. Una voce che gira per la Valle dei Molini dice che prima della costruzione della diga che ha portato alla formazione del lago artificiale, nel sito non
non era raro vedere importanti attività militari notturne con voli di strani oggetti e strani rumori dai toni gravi. Laip significa trogolo, Ness Nassa, Log significa lago e Ness il suo affluente, e Less in inglese significa senza. Loch Ness, lago Nevis, Laip Ness. E se gli alieni del III secolo fossero migrati da Muzzana passando per il lago di Neves parando a Loch Ness? E perché Google nel doodle del 19 aprile 2015, celebrando l'anniversario della foto di Nessie, mette 3 alieni a guida di quello che sembra essere un sommergibile rettile che inscenerebbe la vicenda del mostro di Loch Ness? Cosa sapevano San Teodoro e San Vitale, che sa anche Google, che gli abitanti della laguna di Marano ignorano? E cosa sanno i membri di una piccola band di Muzzana del Turniano, i Laip Ness Less, che nei loro testi parlano di alieni, nutrie e coccodrilli? Laip Ness Less, Bestis Forestis, mostro dal Cormor tu! E il coccodrillo dalle lagune di Maran, alle lunghi di 1 chilometro lei dins con seon, le corde al madra che di sicuro al mangeon, sale lunghi di 1 chilometro lei dins con seon, le corde al madra che di sicuro al mangeon. In America son abituats a tenir i tombins sempre seràs, per Sant el dia les ha capitat, dive el cocodrilo al 20 al gra.